Buongiorno ai nostri ascoltatori, la conversazione di oggi è con il Centro di Aiuto alla Vita di Trieste. E ricordo che è un'associazione di volontari sorta allo scopo di prevenire o rimuovere le cause che potrebbero indurre una donna a interrompere la sua gravidanza. Con noi in studio la presidente del CAV di Trieste, la signora Maria Tudek. Buongiorno. E la dottoressa Laura Mullic, psicoterapeuta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Il tema della conversazione è Pianeta Mamma, vissuto delle mamme e relazione di aiuto dei volontari. E signora Maria Tudek, a lei chiedo, ma qual è il contesto culturale oggi in cui vivono le mamme o una futura mamma anche che attende un bambino? È un contesto culturale non semplice per molti motivi, intanto perché al pensare a diventare madri ci si approccia piuttosto tardi rispetto a una volta, perché prima c'è da trovare la propria sistemazione culturale, lavorativa, affettiva, e tutto questo nella società di oggi avviene piuttosto tardi. In più c'è un contesto in cui è molto importante per la donna affermarsi professionalmente e viene messo sempre un po' in secondo piano quello che una volta era il normale di una donna, che era quello di diventare madre. Quindi diciamo che quello che peraltro viene sentito ancora adesso, perché ci sono tante statistiche che lo dicono che c'è un desiderio di maternità, però di solito emerge piuttosto tardi e emerge qualche volta quando poi ci sono delle difficoltà a realizzarlo, e in un contesto in cui non si fa molto spazio al bambino, perché i tempi lavorativi, la conciliazione lavoro-famiglia è difficile, non ci sono sempre i servizi che aiutano a tenere i bambini quando la madre lavora, e d'altra parte c'è una pressione forte sulla donna che, se anche madre, deve essere perfetta anche come lavoratrice e con tempi stretti, importanti, eccetera. Ecco, quindi credo che oggigiorno la scelta, che dovrebbe essere sempre una scelta consapevole, viene fatta con un po' di difficoltà di più di una volta, che forse non era una scelta. Ecco, dottoressa Mullic, anche a fronte di quanto abbiamo sentito, ma qual è il vissuto di una donna che attende un bambino? Io rincaro un po' la dose rispetto a quello che ha appena detto Maria, nel senso che è vero, è complicatissimo adesso il discorso relativo alla maternità, anche se nella natura femminile non è cambiato niente. Cioè la maternità è un fenomeno antico letteralmente come il mondo, non è eliminabile, come non è eliminabile nessun aspetto relativo all'umanità. E quindi è un po' quello a cui assistiamo in questo periodo, spesso è una specie di andare controcorrente, no? Ma contro una corrente naturale che spesso viene negata in nome del progresso, anche purtroppo del lavoro, dell'economia, ma soprattutto tristemente della scienza, come se tutto potesse dipendere da scelte umane. Quindi è sempre più difficile lasciare spazio a quello che è l'evoluzione naturale delle cose e anche della psicologia materna. Le mamme diventano mamme quando concepiscono un bambino, prima ancora di sapere di essere incinte. Certo. Si modifica tutto il sistema fisico e psichico immediatamente. E quindi quali sono i bisogni proprio che queste donne si sentono, di cui hanno bisogno di cure probabilmente, di attenzione? Ma innanzitutto bisogno, anche se sembra quasi paradossale, ma di approvazione, perché mentre un tempo la maternità era un valore grande, adesso sembra quasi in certe situazioni essere un disvalore, no? Una cosa che disturba l'andamento della vita. E quindi la prima cosa è l'approvazione, il sentirsi valorizzate come donne anche nell'aspetto
di questa maternità che si sta sviluppando. E poi sicuramente la tenerezza, perché psicologicamente una donna in attesa di un bambino è più fragile dal punto di vista emotivo e quindi ha bisogno di tenerezza e di vicinanza, mentre purtroppo viviamo in un mondo dove spesso ci si sente molto sole. Signora Maria, il centro di aiuto alla vita come risponde rispetto proprio agli aiuti che i volontari possono offrire? Mi ricollego alle ultime parole della dottoressa Mullice, perché la cosa fondamentale che cercano di fare i volontari è proprio quella di colmare queste lacune, nel senso di dare approvazione innanzitutto, quindi far sentire importante la scelta di accogliere un bambino e poi di accompagnare, di non far sentire sola questa donna, perché spesso succede che, soprattutto quando la gravidanza non è stata programmata, è imprevista, per qualsiasi motivo, magari la relazione da cui ha preso via è una relazione un po' precaria, e finisce che la donna si sente veramente sola e anche qualche volta colpevolizzata se non abortisce. Ecco, quindi il nostro ruolo primo è questo, dopodiché naturalmente si tratta, a seconda della situazione, a seconda dei bisogni concreti di quella persona, di cercare di fare un pezzo di strada assieme per aiutarla a superare le difficoltà, in maniera che possa vivere con più serenità possibile la sua situazione. Ecco, però diciamo che negli ultimi anni, a questo che è stato sempre il lavoro specifico del nostro volontariato, siamo tutti volontari appunto come si è detto, e abbiamo unito, proprio tenendo conto delle particolari difficoltà in cui oggi una coppia vive la propria scelta di diventare genitori, abbiamo iniziato dei corsi. Il primo che abbiamo iniziato è quello di Educare Prima, che offriamo alle coppie che sono in attesa di un bambino fin dalla 12ª settimana, e questo proprio per aiutarli come coppia a vivere da subito il cambiamento. È un cambiamento forte, è una consapevolezza di diventare genitori che va accompagnata, e soprattutto vanno aiutati a capire che da subito si possono relazionare, oltre che la mamma, anche il papà con il bambino che deve arrivare. E poi recentemente abbiamo anche iniziato un corso Baby Brains che è previsto in pochi incontri, che cerca di rispondere ad alcune delle difficoltà di accudimento dei bambini nei primi mesi, perché piange, perché magari mi viene dietro, perché fa i capricci, perché non capisco come devo rapportarmi, ecco, e tutte cose che forse la saggezza antica risolveva più semplicemente, ma che oggi abbiamo bisogno di tecniche speciali, insomma, quindi siamo in una società in cui tutto diventa molto professionale, no? Ecco, quindi anche, però è bello che ci si ponga dei problemi, è bello che si cerchino degli aiuti. Ecco, questi due corsi approfitto proprio per citare che avranno inizio con l'autunno. Il corso Educare Prima comincerà il 1° ottobre e il corso Baby Brains il 25 settembre, quindi potete già da adesso, visto che per chi aspetta un bambino dovrebbe già saperlo, potete già mettere in conto che potete rivolgervi al centro di aiuto alla vita. Ci trovate nel sito, ci trovate in Facebook, anche Instagram, ecco, quindi trovate tutte le indicazioni. Ma vorrei dire un'ultima cosa, che questa è un'iniziativa che facciamo assieme alla federazione regionale che racchiude tutti i centri e movimenti della nostra regione, e in questo caso abbiamo promosso un concorso fotografico che ha proprio il titolo Pianeta Mamma. Quindi guardate, vedete e trovate il modo di partecipare. Anche questo è un modo per fare cultura sulla bellezza della maternità, che nella nostra società c'è bisogno, anche perché ci lamentiamo sempre che c'è una denatalità, però diciamo non bastano gli aiuti, ci vuole anche un cambio culturale. Grazie per tutte queste informazioni, grazie anche ai nostri ascoltatori e a risentirci a presto.